non sono più disponibili a dire sì o no così per fede politica o per non voler entrare nel merito delle proposte o imposizioni che gli vengono da fuori. Con questo 6 i sardi hanno girato praticamente la questione, cioè sono loro a mettere le condizioni, sono loro a fare il progetto. Se il progetto del Galsi è questo, cioè se per esempio ci saranno le diramazioni, se darà lavoro ai sardi, se i sardi ne avranno un vantaggio nel prezzo, se non ci saranno disastri, danni ambientali, se non ci saranno delle dipendenze e se il gasdotto sarà reversibile in modo tale che la regione possa disdire il contratto con il Galsi e per esempio fare un contratto con, che so io, il gas che viene con il Gazprom che viene dalla Russia oppure con un altro fornitore di gas, perché sembra che il gasdotto sia anche reversibile. Questo porterebbe a questa condizione. Comunque è stata rilevante anche la percentuale del no, che ha superato il 38%, mentre quelli del sì sono del 53%, vuol dire che quindi c'è anche una consapevolezza di voler difendere questo territorio da parte dei sardi.